Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo di oggi, martedì 22 agosto. Le pagine web del Consiglio regionale, come quelle di coloro che sono stati amici, conoscenti e colleghi di Pierluca Donin, sono colme di ricordi e di apprezzamenti e di rammarico e di costernazione per la sua scomparsa. Il presidente della Regione Veneto, di cui fa parte il circuito Arte Ven, che lo vedeva alla direzione generale, ha affermato: «La scomparsa di Pierluca Donin lascia un profondo vuoto nella cultura del Veneto, in particolare nel campo del teatro e dello spettacolo in generale. Oltre ad essere un artista lui stesso, attore, autore, regista, è stato capace di rendere Arte Ven una delle istituzioni culturali più importanti della nostra regione, riconosciuta a livello nazionale, in grado di valorizzare gli spettacoli dal vivo, attirando nella nostra regione grandi produzioni teatrali e attori di fama. Davvero ci mancherà molto». Parole di cordoglio per la scomparsa di Pierluca Donin come direttore di Arte Ven e come uomo. «Alla famiglia e ai colleghi di Donin giunga il mio pensiero», conclude Zaia, e il cordoglio della Regione del Veneto per questo lutto inatteso e improvviso. Tutto l'impegno profuso nel valorizzare gli spettacoli dal vivo resteranno come prezioso patrimonio da conservare e potenziare. Come ci ha reso noto il sindaco, in occasione dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino. Il pomeriggio di oggi, fino alle 17, i negozi di Chioggia Sottomarina rimarranno chiusi, a ribadire un lutto a cui partecipa tutta la città. Nel web i video che riguardano l'alieno che quest'estate ha tenuto banco proliferano. Barche colme, allevamenti in ginocchio, pescatori e famiglie che non sanno più a che santo votarsi, mentre le femmine del granchio blu vanno in mare a rilasciare i loro milioni di uova. I ristori arriveranno dallo Stato 2.900.000 euro, dalla Regione 80.000 euro. Intanto ci si ingegna sul trasformarlo in pietanza, anche se c'è chi ha detto che la lotta al granchio blu non deve essere trattata come uno show cooking. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sarà al porto di Pila, a Porto Tolle, nel Rodigino, alle 11.30 di domani, mercoledì 23 agosto. Visiterà il delta del Po, che è afflitto dal problema della proliferazione del granchio blu. Avrà modo di incontrare i pescatori al rientro dalla pesca, attività da mesi compromessa dalla proliferazione dei granchi blu che stanno distruggendo gli ambienti lagunari, in particolare i luoghi dove si svolge la tradizionale molluschicoltura polesana. All'incontro, oltre alle istituzioni del territorio, saranno presenti rappresentanti di Coldiretti regionali e locali. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Ci hanno chiesto su come sta procedendo il trasferimento dell'alveare che è stato raccolto tra i rami di un albero a Borgo San Giovanni a Chioggia. L'arnia portata dall'apicoltore è ancora là, in attesa che le api comincino a riprendere la loro normalità dopo che il loro alveare è stato tolto. 2 sono le arnie a terra e l'ape regina sembra si sia rifugiata su quello più piccolo. Le api continuano a girovagare tra i resti dell'alveare e le arnie, spaesate. A terra ce ne sono tantissime di morte. Sappiamo che hanno una vita breve, da 1 mese a 3 circa, a parte la regina che vive molto di più. Il luogo dove si trovano le arnie è transennato in modo che nessuno si avvicini e speriamo che nessuno lo faccia per la propria salvaguardia e per quella delle stesse api.
Abbiamo però notato che la bacinella dove era contenuto ciò che restava dell'alveare è stata rovesciata. Non vorremmo mai che qualcuno decida volutamente di danneggiare questi insetti così importanti per l'equilibrio naturale. Dovrebbe tornare a breve l'apicoltore per controllare soprattutto se la regina è al sicuro o se si trova ancora tra ciò che resta dell'alveare, odori soprattutto tra i rami dell'albero. Portata via la regina, lo sciame che resterà finirà col disperdersi. Osteria Veneta, per gustare dell'ottima carne in un ambiente rilassante. Nuova gestione in via Brondolo 21. Prenota chiamando il 349 875 7579. In un'epoca in cui sembra che i problemi si moltiplichino invece di risolversi, è importante anche riconoscere che le tecnologie stanno giocando un ruolo fondamentale nell'apportare soluzioni innovative. Un esempio tangibile ce l'abbiamo praticamente tutti i giorni con l'adozione da parte del Servizio Sanitario Nazionale dell'utilizzo di elicotteri, che non solo permettono di erogare soccorsi in modo rapido ed efficiente, ma contribuiscono anche a ridurre i tempi di attesa e a migliorare la qualità delle cure. La sinergia tra tecnologia e assistenza sanitaria si traduce concretamente in un servizio più tempestivo ed efficace. L'esempio tangibile di questa collaborazione è l'impiego di elicotteri da parte del servizio 118 che anche ieri mattina solo uno di questi elicotteri aveva portato a termine ben 5 missioni. Dall'area di Padova a Treviso, passando per Venezia e arrivando persino a Chioggia. Infatti c'è stato un intervento attorno alle 12 del mattino perché una paziente di nazionale straniera aveva avuto un infarto ed è stata trasportata all'hub all'ospedale di Mestre all'Angelo. Questo è un esempio che dimostra come l'uso delle tecnologie avanzate non solo faccia risparmiare tempo prezioso, ma possa avere un impatto diretto sulla salute e sul benessere delle persone. Nonostante la loro dedizione e coraggio, va sottolineato che i piloti che operano con questi elicotteri affrontano sfide e rischi importanti. Questi professionisti meritano un grande ringraziamento per l'impegno e la dedizione che mettono in ogni missione, dimostrando anche in mezzo alle sfide la tecnologia e l'umanità possono lavorare insieme per il bene di tutti. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Giovanissimo Daniel Bighin, chioggiotto, chitarrista talentuoso e brillante allievo dell'Accademia Musicale Lizard, presso la quale è prossimo al conseguimento del diploma di chitarra elettrica hard rock heavy metal, un traguardo che chi frequenta il settore sa quanto sia impegnativo. Ha solo 20 anni e milita tra i Pinkies, una band composta da 6 elementi: Giorgio Bolla alla batteria, Martina Calzavara voce, Massimo Faccon alle tastiere, Federico Gheggin al basso, Daniele Bighin chitarra solista e Giampiero Cirillo voce e seconda chitarra. Nel suo repertorio rock spazia dai Queen a Bon Jovi, ai Guns N' Roses, ai Kiss e altri, inframmezzandoli con brani propri. Domani, mercoledì 23 agosto, saranno a Isola Verde, una frazione che merita eventi di spessore. L'evento sarà ospitato nella piazzetta prospiciente il Caffè del Mare, dove siete tutti invitati. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga.
Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 22 agosto, è la farmacia Al Redentore in Corso del Popolo a Chioggia, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio, alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti! Quest'anno alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, oltre a tutto il necessario per la scuola, grembiuli, zaini, corredi scolastici e quant'altro vi possa servire, teniamo anche i testi scolastici per qualsiasi ordine di scuola, scuola primaria, scuola media, scuola superiore, logicamente su prenotazione, per cui vi aspettiamo.